Il Venezia è in Serie A, da sogno a realtà e alle 22:25 il sogno finisce davvero. La Serie A stavolta non dura lo spazio di 40 minuti come alla Spezia, ma 96. Un traguardo ampiamente meritato che ha ripagato tutti gli sforzi del club, della squadra e dello staff tecnico, capitanato da quel maestro di Paolo Vanoli. Ieri sarebbe bastato un pareggio, ma il Venezia fin dal primo minuto ha giocato per vincere. E così la dolorosa retrocessione di 2 anni fa è stata riscattata da un'annata incredibile, dove il peggior piazzamento parziale, si fa per dire, è stato il 4º posto, una stagione con pochi cedimenti e molti picchi di bel gioco e prestazioni sopra le righe. Ci sarà tempo per analizzare questa fantastica stagione, ora l'importante è che non venga smantellato il giocattolo e venga trattenuta la maggior parte dei big. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 3 giugno 2024, la prima notizia del giorno arriva dal mondo dello sport e dal capoluogo della regione Veneto, cioè da Venezia. Il Venezia è in Serie A. La notizia è su tutti i quotidiani locali veneziani, in particolare sulla Nuova Venezia. L'articolo è di Davide Vatrella. Una rete di Ghitchiaer a metà del primo tempo chiude i giochi, assalto della Cremonese nella ripresa, poi esplode la festa e le immagini sono veramente quelle di una grande festa sul campo da gioco dello stadio Penzo di Venezia. Vediamo qualche numero di questa stagione anche per quanto riguarda proprio lo stadio, quindi i numeri del Penzo: spettatori crescendo incredibile in una stagione, ben 41.000 in più. Hanno influito gli ottimi risultati della squadra, ma anche la carica che mister Vanoli è riuscito a dare a tutto l'ambiente, quindi queste le cifre. L'anno della Serie A non fa testo perché è condizionato dal Covid-19, ma la media di spettatori nel 2017-2018 è stata di poco superiore ai 4.000, cifra che è scesa a 3.500 nell'annata 2018-2019, per poi affrontare la chiusura degli stadi a causa del Covid-19 e poi tornare ad esplodere nel 2021-22 con oltre 6.000 spettatori. Lo scorso anno 4.500 in media e quest'anno di nuovo 6.700 spettatori in media allo stadio Penzo, per un totale di 127.485 spettatori totali in tutta la stagione, ben 40.000 in più dello scorso anno quando erano stati 85.000, quindi dati in forte crescita per gli spettatori allo stadio Penzo. Ma noi proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, piuttosto breve come tutti i lunedì, e ci spostiamo sulle pagine del Gazzettino, dove troviamo una notizia legata alla politica regionale, in particolare una lunga intervista all'ex presidente della regione Giancarlo Galan. Vediamo il titolo: ho ricevuto tir di regali ma non ho soldi nascosti. L'ex presidente veneto dichiara: patteggiai perché volevo uscirne al più presto, poi mi hanno abbandonato. Oggi mi difenderei al processo e rivelerei chi a Roma si occupava del Mose e altro ancora. Una lunga intervista firmata dal giornalista Gianluca Amadori. Vediamo altre dichiarazioni di Giancarlo Galan. Baita e Minutillo mi hanno accusato perché non avevo sostenuto Chisso per la presidenza della regione. Per aiutare Berlusconi dissi che lo avevo sentito parlare con Mubarak di una nipote che si chiamava Ruby. Era falso. Questa in realtà è una circostanza che Galan aveva già rivelato qualche settimana fa. In ogni caso l'intervista del Gazzettino ripercorre la storia, in particolare della retata, il blitz del 4 giugno 2014 che portò a galla il malaffare delle maxi opere a Venezia. In galera finì anche l'allora governatore della regione, accusato di corruzione. 10 anni dopo Galan dichiara: volevo uscire per rivedere mia figlia. E poi accanto all'intervista a Giancarlo Galan c'è la testimonianza dell'ex procuratore regionale della Corte dei Conti Paolo Evangelista: un sistema studiato per sottrarre denaro pubblico senza controlli. Il consorzio ha potuto agire indisturbato per anni, il consorzio Venezia Nuova naturalmente. 21 milioni contestati a Giovanni Mazzacurati, ex presidente del Comitato Venezia Nuova, 5 milioni di risarcimento che Galan deve pagare per il danno alla regione,
Dice Evangelista, a Mazzacurati fu contestato il danno più consistente, 21 milioni, la fase più dolorosa, quando indagammo un ex collega, Vittorio Giuseppone. E insomma questa la pagina di oggi dedicata alla politica regionale. Ci spostiamo sui quotidiani del gruppo NEM per una notizia che invece riguarda il mondo dell'economia. Verso le europee, la voce delle categorie economiche. Manufatturiero in crisi in Veneto, chiedo nuove politiche industriali. Queste le parole di Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto, che dice: questa tornata elettorale sarà determinante e strategica per il nostro futuro, che non è dei più rosei. Roberto Boschetto, presidente regionale di Confartigianato, chiede di proteggere il mercato interno e sburocratizzare. L'intervista a Roberto Boschetto è firmata da Enrico Ferro sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, come si diceva. E infine chiudiamo questa breve rassegna stampa di oggi con un'ultima notizia che di nuovo riguarda il mondo dello sport. Per le bici il Veneto è una Silicon Valley. Questo è il titolo di un'altra intervista sulle pagine del Gazzettino. In questo caso la firma è di Edoardo Pittalis, che ha intervistato i fratelli Gastaldello, Andrea, Michele ed Enrico, che sono i titolari dello storico marchio Villiers Triestina di Rossano Veneto. L'azienda ha dettato legge nel mondo del ciclismo, mettendo in sella i campioni del momento da Pantani a Mark Cavendish. Dallo stabilimento escono ogni anno 28.000 biciclette, l'80% è rivolto al mercato estero. L'azienda, nata nel 1906 ai piedi del Monte Grappa, la Villiers Triestina, con la prima officina che era a Bassano, quasi in riva al Brenta e a un passo dall'osteria alla Colomba, dove gli operai si fermavano all'alba per la tagliatella, racconta il giornalista Pittalis. L'artigiano Pietro Dalmolin aveva aperto la sua ciclomeccanica convinto che la bicicletta sarebbe diventata la macchina dei contadini e di quella che incominciavano a chiamare la classe operaia. Sarebbe stata il vero mezzo di locomozione popolare degli italiani e lui, ancora prima della Grande Guerra, pensava che l'Italia dovesse essere più grande. Quel nome, Villiers, semplicemente stava per Viva l'Italia, libera e redenta. Pietro Dalmolin, Trento e Trieste, li aveva già messi nel conto. E dopo l'altra guerra, la seconda guerra mondiale, quando calò la cortina di ferro e Trieste tardò a tornare italiana, lui al marchio aggiunse Triestina, disegnò la alabarda sulla maglia e mandò il suo capitano Giordano Cottur a vincere la burrascosa tappa del Giro 1946 nella città giuliana. E insomma poi il racconto prosegue fino al passaggio di proprietà, quando Giovanni Gastaldello la rileva con i fratelli dopo il fallimento della fabbrica bassanese e quindi il salvataggio. Oggi la Villiers Triestina di Rossano Veneto è tra i grandi produttori di bici in Italia e tra i primi nel mondo. In Italia fa concorrenza alla Colnago e alla Pinarello, ma è la sola azienda interamente italiana e familiare. Produce biciclette da corsa, mountain bike e gravel nelle due linee, quella muscolare, la tradizionale, e quella elettrica a pedalata assistita. I numeri, abbiamo detto, ogni anno dallo stabilimento escono 28.000 biciclette, l'80% va all'estero, nella sede centrale ci sono 65 dipendenti e poi una filiale a Taiwan per il mercato asiatico. Il fatturato del gruppo è di 80 milioni di euro. Al vertice dell'azienda, come abbiamo detto, i tre fratelli Gastaldello: Andrea, 47 anni, Michele, 56, Enrico, 58. Andrea è il presidente del consiglio di amministrazione. Il padre Lino, che aveva riportato la Villiers nel mondo delle corse, è morto nel 2010 in un incidente in bicicletta a San Zenone degli Ezzelini, una mattina di gennaio, di sabato, nella nebbia. Era un appassionato di ciclismo, conosceva tutte le salite che portano al Grappa e tutte le curve delle discese. I fratelli Gastaldello raccontano di aver conservato l'ultima bicicletta con la quale si allenava. E per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Continuate a seguire il podcast anche sul canale Telegram, che si trova cercando sull'app semplicemente Sveglia Veneto. E nel frattempo a tutte e tutti voi una buona giornata.